Carmelo Guarneri, pittore agrigentino, in questo luogo dove espone anche una grande e ricca collezione di opere dei pupi. I pupi siciliani, sì. Ora tutto quello che voi vedete nei muri, che sia i pupi, quadri, sculture, qualche poesia, è tutta opera mia. Sono fatti tutti con le mie proprie mani, dall'A alla Z, da qua fino a lì, i pupi, lavorare il metallo, tutto quello che c'è da fare. Questa è la mia passione, il mio amore per l'arte. Oltre a fare i pupi mi piace dipingere il centro storico, infatti lì dentro c'è una vasta collezione del centro storico, oltre a esserci delle grandi tele inerenti alle lotte cavalleresche e speriamo che già 12 anni che sono qui, speriamo che qualche cosa si risolve, fare qualche teatro, qualche cosa, anche per far conoscere le nostre vecchie tradizioni. Queste maschere sono in vendita? No, io non li vendo, però se qualcuno ha il piacere che gli interessa qualche pupo glielo posso fare, magari per ricavare qualche cosa per comprare il materiale. Io ne ho venduti qualcuno, ho avuto l'onore di venderne 2 a Sergio Camariere, il cantante. Una volta è venuto qui tramite il signor Guardì, gli è piaciuto Orlando e Rinaldo, a qualunque costo lo voleva e gliel'ho dovuto vendere e poi ho dovuto costruirne altri 2. Ma qual è la ricerca storica che lei fa nel costruire questi pupi? La ricerca storica è, direttore, che io mi ricordo iniziai quando ero piccolino, quando qui ad Agrigento si passava del tempo, andavamo all'Opera dei Pupi quando non c'era la diffusione di cinema, televisione, andavamo lì e vedevamo le lotte cavalleresche e poi di lì cominciai piano piano, poi prima che me ne andavo in pensione ho detto a mia moglie ora dobbiamo fare i pupi, i nostri pupi siciliani non devono essere secondi a nessuno e questi sono pupi, scuola palermitana, però una cosa voglio dire direttore, quello che lei vede tutto qui né me lo hanno insegnato, né li ho visti fare, ho iniziato io dall'A alla Z per arrivare a fare i pupi, questa è scuola palermitana, che non devono essere i nostri pupi secondi a nessuno. Ecco, ad esempio ci vuole descrivere una figura, uno di questi, non so, ecco ad esempio. Questo è Viviano qua dice suo padre uovo di Agismonte, ogni pupo, questo è Bradamante, questa è Angelica, Vai. questa è Bradamante, quella di lì, La famosa Angelica. Angelica. Se lei vede l'abito, direttore, l'abito che c'è, se vedi come è fatto, e il bello qual è, direttore, che qualunque pezzo è qua, di qua fino ai piedi è fatto mio, solo gli abiti non faccio io, che non sono un buon cucino, me li fa mia nuora, questo invece è Rinaldo, vedi che lavoro che c'è, caro direttore. Bene, allora le facciamo i migliori auguri e buon lavoro, buona continuazione del lavoro di questo suo angolo qui, Palazzo dei Filippini. Sì. Grazie direttore. Qui ci sono, io ringrazio di cuore perché non è la prima volta che facciamo questo edificio. Ci sono lì dei brochure, si chiama brochure in 4 lingue, che quando qui sono venuti personaggi importanti, una volta è venuta pure una ministra tedesca qui a vedere il Museo dei Pupi, una dottoressa romana quando è venuto qui, che era in ferie qui, ha visto i pupi, è rimasta sbalordita, non solo mi ha messo in un libro importante e me lo ha mandato, alla quale in quel libro c'è pure Camilleri e altri personaggi, poi mi ha fatto la traduzione in 4 lingue, inglese, francese, perché qui l'unico da Agrigento e provincia, caro direttore, sono io che sa fare queste cose.